Perché secondo te alcune zone della Sardegna, lontane dagli occhi di tutti, finiscono per diventare il centro di traffici legali così grandi? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. All'interno di questo video ti racconterò della maxi operazione antidroga scattata a Lodine, nel cuore del Nuorese, e perché questa vicenda non riguarda solo la cronaca, ma tocca da vicino la realtà e l'immagine stessa della nostra isola. Tutto è successo nelle campagne di Lodi, in località Pudis. Qui la polizia ha individuato e sequestrato oltre 1600 piante di marijuana, già in fase di fioritura. Non piante qualunque. Le analisi hanno rilevato un contenuto di THC 15 volte oltre i limiti legali, una quantità a dir poco enorme, dal valore potenziale di milioni di euro. Lo dico da Salva che ogni giorno segue notizie locali dalle fonti più autorevoli. Non è un caso isolato. Solo poche settimane fa, infatti, a Fogni erano state sequestrate 4.500 piante. Il Nuorese, per il suo clima, i territori poco abitati e la vegetazione fitta, è diventato un luogo perfetto per chi vuole coltivare lontano da sguardi indiscreti. La piantagione di Lodine era nascosta in una zona talmente impervia e coperta dalla macchia che per trovarla gli agenti hanno dovuto lavorare con grande attenzione. Un dettaglio che dimostra quanto sia difficile scovare queste coltivazioni. 4 persone sono già state denunciate, ma le indagini continuano per risalire ai veri produttori. E intanto resta la domanda che ci tocca da vicino. Come può un territorio che vive di turismo, di cultura e tradizioni essere allo stesso tempo usato come base per attività criminali di questa portata? E allora ti chiedo, secondo te la soluzione sta nel rafforzare ancora di più i controlli o nell'investire sullo sviluppo delle comunità locali, così che nessuno senta tentazione di affidarsi a queste coltivazioni illegali?